Il presidente del sodalizio sassarese Torres Tennis Club Gavino Caddia, bentornati in Serie A. Grazie, direi quasi una sorpresa, perché noi ci siamo resi conto veramente che avevamo la possibilità di fare questo salto praticamente 15 giorni fa, quando grazie all'interessamento di Marco siamo riusciti a trovare degli sponsor che sono stati così generosi da permetterci di affrontare gli incontri finali con tutti i nostri giocatori più forti. La sorpresa poi è stata che alla fine questa promozione se la sono guadagnata i nostri ragazzi. Anche con l'ausilio di un top player, però questo significa credere molto in un progetto, seguire quella che è la vostra passione, perché poi alla fine tenere su in piedi un sodalizio come il vostro è oneroso, però poi alla fine i risultati, diciamo, fanno dimenticare tutti gli sforzi fatti, Presidente. Ma sai, questi risultati non sono fini a se stessi, hanno uno scopo, che è quello di promuovere il tennis, di portare più ragazzi a imparare questa disciplina, a implementare l'attività della nostra scuola, che in questo momento è veramente supportata da dei professionisti di altissimo livello. Quindi la squadra di Serie A fa da cassa di risonanza a tutto il movimento. Allora, bentornati, lo ribadiamo a fine di questa breve intervista e adesso si lavora per mantenere la categoria. Sì, abbiamo 1 anno e mezzo per pensare a tante cose, tra cui l'adeguamento della struttura, che ci aspettiamo il Comune, che insomma in genere è molto benevolo nei nostri confronti, ci aiuti a rimettere un po' in ordine.